Questo è il video in cui si vede l'installazione di un palo a Realmonte in contrada Centosalme Sacramento, a pochi metri da alcune abitazioni e da una strada molto frequentata, soprattutto d'estate. Il palo inoltre dista poco meno di 100 metri dalla statale 115. A segnalarlo e ad immortalarlo in queste immagini è Claudio Lombardo di Mare Amico. Fin qui nulla di strano, se non che il palo in questione è destinato ad un impianto eolico. Da qui l'ammonizione di Claudio Lombardo che sottolinea, ammesso che ci sia l'autorizzazione dell'ANAS perché la pala eolica è poco distante dalla strada statale, occorre rispettare la giusta distanza dalle abitazioni e come vedete lì a circa 30 metri c'è una casa. Una notizia rimbalzata su Facebook a cui risponde sul social network lo stesso proprietario della pala eolica, del terreno e della casa. Appartengono al re dell'eolico, l'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada. Claudio Lombardo nei giorni scorsi ha scritto sia al comune di Realmonte che all'ANAS per chiedere chiarimenti e in particolare, scrive l'ambientalista, si chiede di sapere se è stata calcolata e presentata la valutazione di impatto ambientale, se l'ANAS è al corrente di tale progetto. Ma arriva la risposta di Salvatore Moncada in persona. Il signor Lombardo dichiara in continuazione falsità senza contraddittorio. Quando vuole facciamo un bel confronto con la stampa, scrive, che registra così ognuno può ribattere all'altro e vediamo chi ha ragione. Ed ancora, abbaiare senza contraddittorio è vile, ma è il principale hobby di alcuni, conclude Moncada.